Seconda corsa dall'Arcoveggio, confronto riservato ai gentleman, cavalli di 4 anni, 10 al via, 1 Euleo, 2 Evanu degli Ulivi, 3 Enterprise S, 4 LJ, 5 Elettrica V, 6 Explosive Girl LF, seconda linea 7 Arnaldo Benal, 8 Epicolor, 9 Espresso GSO, 10 Eppi. Favore in chiusura per Enterprise S, Matteo Zaccherini, numero 3, Eubuleo, l'alternativa principale, numero 1. Macchina che stacca con Enterprise, subito veloce, che va a assumere l'iniziativa, all'esterno anche LJ fa partenza, ma rimane confinato al largo della battistrada. Eubuleo segue la lotta fra i primi due, insiste. LJ attacca, passa in 200 metri in 14,2 e guida quindi dopo 300 metri di gara, seconda posizione per Enterprise S davanti a Eubuleo, poi segue Elettrica AV che precede il resto dei concorrenti, tutti in fila indiana con l'eccezione di Eppi che avanza all'esterno, anticipato prontamente da Enterprise S che va a rilevare al comando LJ e dopo meno di 600 metri si riporta al comando. All'esterno Eppi, scoperta, progredisce. Tanto 47 per i primi 600 di gara con Enterprise S che ha fatto tutto tranquillamente, anche il sorpasso su LJ, all'esterno Eppi, terza posizione alla corda per Eubuleo, poi cerca di Numero avanzare 9 Espresso anche GSO squalificato. Arnaldo Benal. I cavalli hanno completato intanto 800 metri in 59,7 e il chilometro in 1,15 esatto. Continua a guidare Enterprise S a 500 dalla conclusione, Eppi si fa luce al sediolo, alla corda c'è sempre LJ, poi Eubuleo, 400 al palo, parziale ora in 14,6 con Eppi che insiste all'esterno di Enterprise S. Eppi va con decisione sulla femmina che si difende all'ingresso addirittura d'arrivo, insiste Eppi all'attacco, Enterprise cerca di ripartire, Eppi però non si dà per vinto. Finale con Enterprise S ed Eppi alle prese. Sul palo qualcosa ancora per Enterprise su Eppi, terzo posto per Eubuleo più indietro che piega LJ 1,14,1, il ragguaglio conclusivo 29,8 a chiudere dopo un 29,6 di penultimo quarto. Vince di misura Enterprise S contro un Eppi davvero molto molto tonico oggi, in percorso completamente scoperto, va ad insidiare la favorita di Matteo Zaccherini. Rivediamo le battute conclusive. Il successo per una neanche corta testa per l'allievo di Matteo Zaccherini con Afrim Smidra al training per conto della scuderia Horses Our Passion.